Ora ci stanno una coppia di sposi prima notte di nozze. Riconoscibilissime le due coppie. La prima coppia de Roma, fraciconi, burini, tutti rattoppati, zona Dispoli underground. La seconda coppia, zona benestante, tutti acchittati. Si incontrano fuori dalla stanza dell'albergo le rispettive signore. Riconoscibile anche qui tra di loro perché la signora Burina aveva un asciugamano pieno di toppi, i sandaloni infradito, camminava tutta così. Invece la signora benestante era avvolta da un asciugamano tutta cotonata, con i ciabattini che la piumetta, pare un cocker. La signora Burina si gira alla signora benestante e gli fa: senta un po', signor, come sta la notte de nozze? Estremamente bene. Ah, capito, mio marito è un uomo dalla grande fantasia sessuale. E a lei? Ma che ne so, io non ci sto a capire niente, non so come m'acchiappa mio marito, io non ci sto a capire niente. Senta, signor, per curiosità, ma lei dopo la prima notte di nozze andrà a visitare qualche paese? Ma certo, io andrò a visitare Parigi. Ah, vedi che fortuna signora. Oh. Mi torga una curiosità, ma come ha fatto a convincere suo marito a farsi portare a Parigi? Le spiego un trucchetto, tesoro. Durante il rapporto sessuale, al culmine dell'amplesso, io guardo mio marito e gli dico: caro, che ne pensi di Parigi? E lui: sì, tesoro, Parigi, Parigi. A Zoticona gli fa: ah, capita signora, grazie del consiglio. Ritorna a stanza tutta ingrifata, apre la porta, trova il marito sul letto, gli si butta sopra e cominciano a fare l'amore. Al culmine dell'amplesso a Zoticona guarda il marito e gli fa: caro, che ne pensi di Rapallo? Rapallo? Rapallo, ma come Rapallo? Ti è sempre piaciuto così? Merita. E ci sia. Signore, signorine, adesso devo dirvi una cosa. La vostra bravura era letteralmente pari. Qui bisognava azzeccare la barzelletta per la finale e la tua, nonostante avesse il problema di essere un po' dialettale, di essere capito qualche seconda dopo, ti ha portato fortuna. Vince l'edizione lei, anzi lui contro lei della Sei l'Ultima, Valentina Persia! Via, due finali. Complimenti anche a te! Bene, eppure lì, bacio. Valentina! Guarda, pure Claudia Cola è venuta a congratularsi. Rosa, allora, Pensa che così sfrontata, così insomma forte la contrabbazzetta, adesso aveva la lacrimuccia all'occhio. È dolce fuori, anche per questo atteggiamento.